Tutte belle le mamme del mondo, quando un bambino si stringono al cuore, son le bellezze d'un bene profondo, fatto di sogni, rinunce d'amor. È tanto bello quel volto di donna, che veglia un bimbo e riposo non ha. Sembra l'immagine d'una Madonna, sembra l'immagine della bontà. E gli anni passano, i bimbi crescono, le mamme imbiancano, ma non sfiorirà la loro beltà. Son tutte belle le mamme del mondo, ma soprattutto più bella tu sei, tu che m'hai dato il tuo bene profondo. E sei la mamma dei bimbi miei. Buon compleanno, Giorgio. Cosa devo dire ancora? Buon compleanno. È la sorpresa che abbiamo fatto per i 90 anni di Giorgio Consolini. Abbiamo qui la moglie Lina, le chiediamo subito come vi siete conosciuti? Ci siamo conosciuti in una sala da ballo molto bella, che si chiamava Florida, che mia mamma mi accompagnava, perché allora non usava che i ragazzi andavano fuori da soli. E lì ho conosciuto quel ragazzo di mio marito e ci siamo innamorati subito, però io ho ballato una sola estate, mi ha fatto smettere subito di ballare. Basta. Era geloso. Ah, era geloso. E era già famoso? No, non era ancora famoso, ancora faceva le serate, così incominciava a fare i concorsi per poi diventare qualcuno. E nel 1954, quando ha vinto il Festival di Sanremo, eravate già sposati? Ci siamo sposati nel 1950. 60 anni di matrimonio. E qui ci sarà l'applauso, penso. Tutta sfolgorante la vetrina, piena di balocchi e profumi, entra con la mamma la bambina, tra lo sfolgorio di quei lumi, comanda, signora, cipria e colonia cotì. Mamma, mormora la bambina, mentre pieni di pianto agli occhi, per la tua piccolina non compri mai balocchi, mamma, tu compri soltanto i profumi per te. Parliamo del giorno del matrimonio. Fantastico. Il giorno del matrimonio dunque è stato bellissimo. E poi cosa vuoi sapere? Cosa abbiamo fatto? Siamo partiti. Intanto dove vi siete sposati? Ci siamo sposati nella chiesa di San Carlo, in centro, in via del Porto. È stata una cosa molto simpatica, molto bella. E poi dopo siamo partiti per Roma, perché un editore di Milano, noi volevamo andare in viaggio di nozze a Cortina. E invece lui ha detto no, dice venite a Roma, dice che il maestro Fragna sta cercando un cantante e penso che tu sia la persona giusta, riprendosi a mio marito naturalmente, e vi voglio far conoscere. E così è stato il nostro colpo di fulmine. È andata bene, è andata bene. Amico mio, siccome voglio levare la parola a Paolo, questo motivo è di Armando Fragna. Il titolo è La vita è bella. Giorgio Consolini. È un valserino simpatico. Scusami Paolo. Libero, solo e giocondo, giro e girando per il mondo, rido
innamorato del ricco sfondato che conta i milioni. Io non ho soldi né amici, vivo cantando agli amici. Io senza amor non mi lagno, il mio solo compagno è solo il mio cuore. La vita è bella e la devi godere. Se non hai nulla, non hai pure pensiero. Al chiar di luna si può sempre sognare. Se ti manca l'amore c'è un raggio di sole, ti può consolare. Se ti ha avverso il destino un bicchiere di vino fa tutto scordare. Quando la notte più fonda giro guardando nell'ombra, con la chitarra tracolla la gente che sfolla dai gran cinema. Io voglio solo le stelle, canto soltanto per quelle del cielo soltanto, ed allegro io canto per loro lassù. Al chiar di luna si può sempre sognare. Se ti manca l'amore c'è un raggio di sole, ti può consolare. Se ti ha perso il destino un bicchiere di vino fa tutto scordare. Ecco, dopo il grande successo raggiunto, quando siete poi stati residenti a Roma, nella capitale, siete tornati sotto le due torri. Eh sì, perché quando sono finite le trasmissioni in diretta, dopo si doveva decidere se rimanere a Roma o tornare a Bologna, ma siccome Bologna è il nostro amore, siamo tornati a Bologna. La famiglia anche, così tutto un insieme di cose ci ha portato a Bologna. Ecco, e poi negli ultimi anni anche a Riale. Ariale, sì, è vero, sì, è già diversi anni che abitiamo qua e facciamo questa bellissima festa. Ecco, allora salutiamo tutti. Io poi non c'entro, Giorgio. Quindi che Giorgio è stato un amico della sagra di Riale già da tanti anni. Sì, quando c'era ancora Don Luigi, no? Si chiamava. Vittorio. Don Vittorio, ma prima noi abbiamo incominciato con l'altro parroco, Don Luigi si Don chiamava. Giuseppe. La festa di San Luigi si chiamava Don Giuseppe. Ecco, abbiamo incominciato con lui, perciò che sono 30 anni. E Giorgio ci ha portato a Riale tanti personaggi. Sì, abbiamo portato dalla Nilla, la Tilla, eccetera, eccetera, e tanti altri. Carla Bonia. Tanti, la Carla, sì, abbiamo portato un sacco di quelli che potevano venire nella serata che si decideva, sono venuti volentieri. Allora terminiamo facendo 1000 auguri a Giorgio di altri 90 anni naturalmente. magari. E un saluto a tutti i rialesi che ci stanno guardando. Davvero, che ci vogliono bene, a tutte queste belle persone. E buon compleanno E Giorgio. buon compleanno Giorgio, per tanti anni, anche buon anniversario. Conosciuti, mi han fatto male, pure li ho graditi, son rose rosse, parlano d'amore. E grazie ancora, e in questo giorno tu m'hai ricordato, ma se l'amore nostro s'è perduto, perché vuoi tormentare il nostro cuore?
è la voce del tuo cuore, è la voce del mio cuore che ci unisce ancora. I tuoi baci a me, i miei baci a te, ce li porta il mare. Baci a te, i tuoi baci a me, ce li porta il mare. Nel 1953 a Sanremo c'era un grandissimo cantante italiano che ancora una volta, nonostante non sia un ragazzino, è qui fresco come una rosa, è Giorgio Consolini che in coppia con Gino Latilla cantava Vecchio Scarpone. Sì, sì, con un dubbio ancora insoluto. Quale? Chi fra i due è il vecchio e chi lo scarpone? Nessuno dei due è vecchio, nessuno dei due è Scarpone, anzi salutiamo anche Gino. Allora, Giorgio Consolini, Vecchio Scarpone, Amico musica maestro. Gino. Giorgio Consolini, Vecchio Scarpone. Giorgio Consolini, Vecchio Scarpone, non lo so. No, Vecchio Scarpone è una canzone, era tra virgolette. Senti, l'ho chiesto un po' a tutti gli amici di questa sera degli anni 50, ma quanti anni hai tu? Hai problema? Perché? 88. 88? E a quest'ora bisogna andare a dormire a 88 anni. Abbia, mamma mia, lo sapevo. Scusa, eventualmente la prossima volta mi fai uscire un'ora prima, vado a... Ha ragione. Allora ci vediamo la prossima volta. Ciao Giorgio, grazie. Al grande Giorgio Consolini. Se non avessi più te, meglio morire, perché questo silenzio che nasce intorno a me, se manchi tu, mi fa sentire solo come un fiume che va verso la fine. Caro Giorgio, che piacere farti gli auguri per questo importantissimo 90° compleanno. Oh, sei già quasi a metà strada, quindi ci sono ancora un sacco di cose da fare e sono sicuro che, vista la tua energia, andrai avanti ancora un sacco. Tu sei stato il primo bolognese che si è mosso dopo la guerra per andare a Roma, a Milano, a cercare successo, perché lì c'era il cinema, c'era la televisione, c'era la musica. Oggi vengono tutti a Bologna perché siamo pieni di grandi arrangiatori, Fra Malavasi, Celso Valli, che è anche il figlio di quel Valli che scrisse per te Giamaica, che tu conosci bene. Anzi, a questo proposito e a proposito della tua energia, voglio ricordare quando 2 o 3 anni fa ci siamo visti lì a San Lorenzo, hai cominciato a cantare, ci hai stesi tutti. Meno male che dicono, Morandi, sempre zone. Ma che zona? A parte il fatto che zone queti te, tu sei giovane. Io voglio salutarti questa sera insieme a tutti gli amici qui della Sagra di Riale per farti tanti auguri, perché te li meriti, perché sei un grande. Noi abbiamo seguito la tua strada della canzone all'italiana, la melodia, anch'io ti ho ascoltato tanto, mi meder po', ti ascoltavo e quindi alla fine inevitabilmente ti ho ascoltata anch'io e ho imparato tante cose da te. Io ti ringrazio per quello che mi hai trasmesso e naturalmente ti faccio tanti auguri, perché devi fare ancora un sacco di cose belle. Ciao Giorgio, tanti auguri. Andiamo in crociera insieme, ma avevi detto che ci andavamo? Ciao! Quando mi sembrava di bruciare sotto il fuoco il sole ardente, sai che mi potevo dissecare per suonare una fonte.
alla mattina